questo è l'appello che voglio fare, cioè cerchiamo di aspettare le conclusioni della magistratura. Prima le frasi intimidatorie su cartelli e sassi, poi i post social. Resta atteso il clima attorno al caso di Alex Marangon, il 25enne di Marcon trovato morto sul Piave 2 giorni dopo la sua partecipazione a un rito sciamanico presso l'abbazia di Vidor, diventata uno dei simboli di una fine ancora avvolta nel mistero, con un fascicolo per omicidio volontario aperto in procura a carico di ignoti. L'avvocato Cesare Dalmaso rappresenta il conte proprietario dell'immobile, Giulio Da Sacco, finito al centro di queste intimidazioni. Conte, vergognati della tua vita, una delle scritte. Stemperare i toni per il legale di Da Sacco è la priorità. A noi interessa ritrovare un equilibrio e noi ovviamente ne prendiamo buona nota, segniamo, conserviamo, però al momento stiamo solo riflettendo. Una riflessione era stata anche avviata, conferma lo stesso avvocato, nei confronti del papà di Alex, Luca Marangon, che sulla pagina Facebook Verità per Alex aveva condiviso anche delle foto che riprendevano alcune delle scritte più dure. Poche ore dopo il post di scuse con lo stesso Marangon che dice di essersi reso conto soltanto in un secondo momento che nel blocco di immagini che gli era stato inviato da Vidor, quasi tutti sassi con la scritta Verità per Alex, alcune erano riferite al conte. Insomma, un errore. Non voglio essere artefice di istigazione a violenza e resto fiducioso sull'operato della procura. L'auspicio di Luca Marangon, per questo al momento non ci sarà nessuna querela. Si è pensato di non agire in alcun modo, cioè di portare pazienza, ulteriore pazienza. Si è capito che i genitori di Alex sono sconfortati, sono in preda a questo dolore comprensibile e che quindi non riescono ad avere tranquillità nell'affrontare la vicenda.